Abbiamo deciso di iniziare questa lunga, difficile, complicata ma entusiasmante avventura per due motivi essenzialmente. Perché crediamo con la candidatura di Venezia e del Veneto di offrire un servizio al nostro Paese. In secondo luogo perché siamo convinti di offrire un servizio allo sport in generale. Un servizio al nostro Paese perché non c'è città al mondo più desiderata, più amata, più sognata dagli abitanti di tutto il pianeta come Venezia. E quindi Venezia con le sue infrastrutture turistiche, è la città, è la regione più turistica d'Italia, è in grado di ospitare qualsiasi avvenimento, anche un avvenimento del rilievo delle Olimpiadi. Un servizio allo sport, perché allo sport noi abbiamo sempre creduto come un fenomeno educativo, come qualcosa di indispensabile nell'educazione dei nostri giovani. È per questo che in Veneto ci sono così tanti impianti, così tante strutture dedicate allo sport. Ecco, questi sono i motivi di fondo. Per il resto crediamo che la tradizionale ospitalità della nostra gente sia in grado di dare quel di più che tutto il mondo si aspetta. Ecco perché io credo che per davvero le Olimpiadi del 2020 a Venezia, a Treviso, a Padova, nei dintorni, in questa straordinaria terra che è il Veneto, possano essere per davvero un grande richiamo, un avvenimento memorabile per tutto il mondo.